Siamo con Francesca Manzon. Francesca, diciamo che ti sei voluta ripetere con il gol di testa dopo Arezzo. Sì, penso che sia stato la conferma che appunto ci crediamo fino alla fine, soprattutto in questo tipo di partite perché sono partite per noi molto importanti in cui dobbiamo sempre dare il massimo, quindi sono contenta di aver confermato la partita di Arezzo. Il mister che sentiamo dopo nell'intervista ha detto Manzon oggi ha espresso quello che doveva esprimere. Sì, il mister ha creduto in me fin dall'inizio, a me fa piacere perché ho anche bisogno di questo e sono contenta di aver realizzato anche il suo pensiero, ecco, concretamente parlando ovviamente. Domenica c'è una partita importantissima, diciamo che vale mezza stagione. Sì, prossima domenica sarà la partita probabilmente più dura del campionato, ma se noi continuiamo a mettersi la testa, la voglia, la grinta, soprattutto ecco, l'unione come squadra, io credo che otterremo buonissimi risultati. Guardando la partita di oggi, nel primo tempo c'è stata un po' di difficoltà a trovare quel gioco espresso sempre durante le domeniche, forse magari merito di un Udinese che vi ha imbrigliato un pochino. Sì, penso che all'inizio in questo campo soprattutto abbiamo rischiato molto di andare sotto anche più dell'1-0 e in quanto appunto loro ci hanno messo molto in difficoltà e penso che anche a loro favore c'era un po' il campo. Però appunto noi non abbiamo sottovalutato questa cosa qui e siamo state brave a rimanere concentrate e a metterle sotto noi dopo. Grazie Francesca. Grazie a te. Allora mister, è stato un po' difficile oggi portarla a casa, no? Sì, diciamo che un po' ci siamo complicati la vita perché comunque abbiamo messo del nostro sul gol che abbiamo subito. Poi abbiamo trovato veramente il gol alla fine del primo tempo e quindi lì abbiamo iniziato a crederci, nello spogliatoio poi abbiamo parlato serenamente quali potessero essere le nostre potenzialità per risolvere questa partita. Così è andato, comunque io lo dico ogni volta e non mi smetterò mai di dirlo, troveremo sempre squadre più agguerrite, non è l'andata, anche l'Udinese oggi secondo me è stata bene in campo, ci ha aggredito, ci ha messo in difficoltà, ma consapevoli che troveremo squadre che lotteranno sempre alla morte contro le prime in classifica, noi dobbiamo capire che ogni gara sarà su questo piano. Dicevi dell'Udinese che ha un po' imbrigliato quel gioco che il Vittorio Veneto non ha, che ha fatto fatica a trovare. Sì, merito anche l'Udinese che ci ha messo un po' lì sulle strette perché comunque erano molto aggressive. Poi noi abbiamo tentato comunque di provare a uscire con un po' di qualità, insomma che abbiamo i nostri componenti lì in mezzo al campo, davanti, quindi insomma dopo alla fine credo che il risultato sia meritato, dovuto e insomma tutto quello che abbiamo creato poi non abbiamo creato le solite decine di palle gol, ma oggi sono state molto concrete. E ho piacere tra l'altro che abbia fatto gol Manzon perché insomma ne aveva estremamente bisogno per un'ulteriore iniezione di fiducia. Diciamo che ripete quel gol fatto ad Arezzo. Sì, diciamo di sì, lei ha cambiato un po' modo secondo me di pensare in campo, quindi veramente ha grosse potenzialità e oggi l'ha dimostrato ancora una volta. Niente, io adesso settimana prepariamo la partita come tutte le settimane contro il Sassuolo, cerchiamo di pensare intanto a noi stessi solo, a lavorare sul campo, metteremo a posto qualche errore che abbiamo visto oggi, che non potremo concedere sicuramente contro il Sassuolo e cercheremo un attimo di anche cambiare modulo perché il Sassuolo insomma so che è una squadra molto compatta e avrà tra le sue file delle giocatrici molto affermate. Siamo con mister Campi. Mister, all'andata dicevi un Udinese che deve costruirsi, è un Udinese che oggi sinceramente ha messo molto in difficoltà questo Vittorio Veneto. Peccato però perché alla fin fine sono 0 punti e usciamo anche con un brutto infortunio che spero sia meno grave di quello che sembra, però sì, rimane la soddisfazione di aver messo in difficoltà la prima della classe. Sicuramente abbiamo fatto dei miglioramenti e credo che abbiamo ancora ottime potenzialità perché abbiamo varie giocatrici che sono ancora indietro di preparazione perché vengono anche loro da qualche infortunio. Comunque un Udinese che cercava anche di giocare a terra. Ci abbiamo provato a pressare alto, abbiamo provato a essere propositive, abbiamo provato a far paura all'avversario, credo che ci siamo riusciti anche nel secondo tempo. Alla fine, chiaro, ha vinto la squadra più forte, però credo che se oggi strappavamo un punto forse non rubavamo niente. Complimenti dunque a questa Udinese che sicuramente sul fatto di crescita non si può negare che sta crescendo.
Grazie, allora speriamo di continuare e di cominciare anche a raccogliere qualche frutto in più. Grazie mister. Grazie a voi.